La sinergia fra territori sarà una delle chiavi vincenti dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e il patto siglato tra Fondazione Milano Cortina, Confindustria Lombardia, Confindustria Veneto, Asso Lombarda, Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Belluno Dolomiti rappresenta la volontà di stabilire una collaborazione finalizzata a diffondere e promuovere le opportunità derivanti dalla partecipazione alle selezioni di prodotti, servizi e forniture indette dalla Fondazione per assicurare un'efficiente e efficace riuscita dell'evento olimpico. Confindustria Belluno in particolare a mio avviso hanno un significato importante che è quello strategico di coinvolgere tutte le nostre imprese e per il territorio ovviamente qui ci sono punti chiave. Un accordo che può essere di grande aiuto per le imprese bellunesi tutte, ora più che mai anche guardando alla crisi innescata dalla pandemia da Covid-19. Gli imprenditori sono forse in uno dei momenti più difficili, io mi permetto di dire, del dopoguerra. La situazione è drammatica, lo sappiamo tutti, i prossimi mesi saranno durissimi, i primi 6 mesi del 2021 ci preoccupano tantissimo, per cui non possiamo assolutamente perdere nessun treno che ci passa avanti. Questo delle Olimpiadi in particolar modo è fondamentale soprattutto io dico per il paese intero, ma mi permetto di dire soprattutto per un territorio come quello bellunese. Un territorio che vanta eccellenze di prim'ordine che fanno la differenza e le imprese saranno coinvolte per agganciare il treno di uno sviluppo nel segno della responsabilità sociale. Intorno al mondo dello sport e dei grandi eventi c'è un grande interesse perché tutte le imprese possono essere coinvolte, non solo quelle del mondo del turismo, per cui manifattura, edilizia e quant'altro.